Buonasera a tutti, vestiti voi, tenovate oie di Creiki, le lampade 2 missa e 20 kimbe. Bene, oggi essere un po' disturbato, intanto che non barrette, deve essere qualche cabino che non scavanne in via Salvemini, quindi ho collegato qui sul cellulare casa linea fissa, noi funzionante. E poi il disturbo pure che sono scavanne proprio in che sutta, sono tornando a fare che sarette, adesso vibra chi già è stata alta, ma evidentemente va a qualcosa maleato e a comando maleato si bitorrata e bisogna tornare. I dimus come si presenta Saida, oggi che lo sempre limpio, ma non del sottotto, cioè non sono un biaitino perfetto, però si presenta uguale a suo iris praticamente. Ecco, questa è un'altra fotografia. Vediamo se non narra la vallo de oie, il sole prende tutta la die, 32 gradi temperatura massima, 20 gradi temperatura minima. Crasa, zapatu, amusu, un po' cuculateto, perché non è da presentata, e comunque 30 batto grado scrasa, e pusti grado domenica 36 gradi, quindi calore veramente meta. E appunto è spalazzato viene da sotto, poi un pacchetto calcolato da 19 viene da tutto il resto delle salie. Bene, ammentiamo che domenica è in appetire i soldi come su miracolo, leva a 90 kg, 80 kg, 80 e quindi si è generoso insomma. E preparano una bella esta del sicuro. Abbonamento poi che è cominciata al centro estivo 2025, iscrizioni entrano inoltre mercoledì 18 giugno 2025 presso la Biblioteca Comunale B. Allora, poi abbonamento sempre la tariffa agevolata da spiaggia deposata e desini scuola. Da posto residente del suo comune di Vinci è possibile di ritirare sul biglietto presso la biblioteca comunale, se no lo dovete fare in IE direttamente. Ecco qua. Andiamo sul giornale, vediamo che va di nuovo, Torpè, il via ufficiale ai lavori sulla diga Maccheroni, la deve praticamente arziare. Il cronoprogramma prevede l'ultimazione delle opere alla fine del 2026. Ecco qua, il primo finanziamento per rialzare la diga Maccheroni si risale al 2003, grazie all'arrivo di fondi pari a 12 milioni di euro ottenuti dal CIPE. Allora si parlava di invasare almeno 10 milioni di metri cubi d'acqua, oltre quella contenuta nell'invaso che sbarra il Rio Posada e che serve per scoppi idropotabili. Tutto il territorio che va da Siniscola a Bodoni
viene irrigato e fornito d'acqua potabile. 22 anni dopo l'acqua da invasare è scesa a 6 milioni, ma l'ottima notizia per le aziende agricole, le decine di migliaia di residenti e i tanti turisti che frequentano la costa è che finalmente partono i lavori. Ieri mattina sulle sponde del lago, in territorio di Torpè, c'è stata la cerimonia per dare il via ufficiale alle opere che dovranno concludersi entro il dicembre del 2026. Pacu bene nostro. Va bene, andiamo da innanzi. Oggi proclamazione del sindaco, il nuovo consiglio comunale, il PD 5 seggi, cavolo, uno l'ha perduto, 5, cioè 4 all'M5 Stelle, tra le forze di opposizione sparisce il PISDAF. Quindi Zossese, China su PD, uno piccolata, ciucciato 5 Stelle. Andiamo da innanzi, 8 comuni vanno a lezione di IA, intelligenza artificiale, ci aiuterà a snellire le pratiche. Siamo già danne però dell'uno dei comuni Barbagia, l'Unione della Barbagia, si affida all'informatico ex ONU Lucio Pascarelli, che gli ha fatto una lezione sopra dell'uso dell'intelligenza artificiale. Approvato il salvacasa, minoranza divisa sul voto, contrari Lega e Alleanza Liberale, gli altri partiti si sono astenuti, ma in aula ha retto l'intesa tra la maggioranza e l'opposizione e quindi Salvini che deve situare a correre basso solo sul voto della Lega che queria ridurre su minimo abitabile a 20 metri quadri e invece la regione è stata approvata a 28 metri quadri. Io condivido su questa regione. Il Consiglio regionale ha approvato con una discussione in aula di un solo giorno la legge che recepisce il salvacasa del governo, l'intesa tra maggioranza e opposizione su alcune modifiche condivise ha retto. Alla fine, come previsto, le opposizioni si sono astenute. Solo i consiglieri Sorgia della Lega e Schirru, Alleanza Liberale, hanno votato contro. Pazienza. Se no, Salvini li ha chiattatotto. Decadenza, nuovo ricorso, il Consiglio ha dato mandato alla Regione, la decadenza si intende nelle rettorte, alla Regione di appellarsi nuovamente alla consulta. I due procedimenti potrebbero unirsi facendo slittare il pronunciamento di luglio, ecco qua calestesi scopo. Nuova puntata con risvolti originali della vicenda della decadenza della presente Todde, dopo l'ordinanza ingiunzione di dicembre con la quale si chiedeva al Consiglio di procedere e dopo che lo scorso mese il Tribunale Civile ha respinto il ricorso dei legali della Presidente, mantenendo efficace l'ordinanza del Collegio di Garanzia. Ieri sera il Consiglio, proprio al termine dei suoi lavori, ha approvato senza illustrazione e senza discussione la mozione 52, primo firmatario Roberto De Riu, sulla necessità che la Regione presenti un ulteriore ricorso per conflitto di attribuzione tra enti dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, nella vicenda relativa alla prospettata decadenza della Presidente della Regione, conseguente alla sentenza del Tribunale di Cagliari. La mozione entra nel dispositivo della sentenza ricordando quanto previsto dall'articolo 2909 del Codice Civile, dove si ricorda che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato va fatto ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e sancisce che la sentenza non dispiega i suoi effetti nei confronti dei terzi. Oh, io che non appizzicare su erudito. Vabbè, non mi dai niente. Cada uno si difende come potete. L'insulina settimanale è prescrivibile
Bartolassi, firmata l'autorizzazione. Perché il farmaco sia disponibile bisognerà attendere la conclusione della gara, cioè è chiaro, cosa fornitura. Da oggi l'insulina settimanale sarà prescrivibile anche in Sardegna. Con queste parole l'assessore regionale alla sanità, Armando Bartolassi, ha voluto rassicurare tutte le persone con diabete nell'isola che attendono di utilizzare il nuovo presidio farmaceutico. L'Icodec, questo è il nome del principio attivo, evita di dover fare un'iniezione tutti i giorni a una determinata categoria di pazienti. Come avevamo anticipato ieri, viene dunque confermato che è in arrivo anche nella nostra regione, ma per essere effettivamente disponibile bisogna attendere un po'. Manco un attimo. Andiamo da innanzi. Allora, futuro a carbone, l'appello dei sindacati, ora una linea chiara. Chiaramente into tueri hanno attraverso energia che non produce CO2, pensi che in Colonia, cioè in Sardegna. La proroga delle centrali a carbone di Fiumesanto e Portoverme evita un vuoto energetico insostenibile per l'isola. È una decisione necessaria e condivisibile, ma è chiaro che non può essere un punto di arrivo. Ora servono certezze sui tempi della transizione, sul ruolo delle imprese locali e soprattutto sulle garanzie occupazionali. Il segretario generale della CILS, Pierluigi Ledda, accoglie positivamente gli ultimi sviluppi sul futuro energetico dell'isola, ma esprime allo stesso tempo preoccupazione per il futuro industriale. Allarme caldo. Nell'isola Ottara sarà il comune più caldo d'Europa. Allarme caldo nell'isola. Ottara sarà il comune più caldo d'Europa. In effetti Minara che sai a temperatura sposata in un periodo caratterizzato da dolorose sconfitte sportive e l'Italia climatica a segnare nuovi record con il passaggio del testimone tra grandi isole. Dopo la Sicilia, infatti, nel fine settimana un'ampia zona del sud di Sardegna toccherà i 40 gradi ed il comune di Ottana nel nord sarà il più caldo d'Europa, toccando i 41 gradi. Morbillo, casi raddoppiati in un mese. Il morbillo continua allarme dell'ISS, Istituto Sanitario, cioè pericoloso calo delle vaccinazioni. Perché tocca prima di vaccinare poi su macchine, poi dopo si può vaccinare poi su rosa, eccetera. Il morbillo continua a rappresentare una minaccia e i casi in Italia sono in aumento. Nel mese di maggio, secondo gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità, IS, i casi sono quasi raddoppiati rispetto al mese precedente. La causa sta anche nei maggiori spostamenti, ma la recrudescenza è pericolosamente legata al calo delle vaccinazioni. In vista delle vacanze estive, dunque, per gli esperti è bene controllare il proprio stato vaccinale e immunizzarsi se non lo si è fatto finora. Tensione nucleare, Israele minaccia l'Iran. In effetti la minezza resta rivelata già attivata che stanotte Israele ha bombardato sul sito nucleare dell'Iran e non solo, ma ha intolato pure lo scienziato e capo dell'esercito iraniano. Che scrive che alle suppeusa è andato zio Ballone. Veramente inoltre si pone il problema tra Israele e Iran. Noi scriviamo proprio che è superiore. Nuova strage di vittime civili a Gaza. Tel Aviv, le operazioni di consegna del cibo a Gaza presentano giorno dopo giorno
un conto di vittime civili che si aggiungono alla già catastrofica situazione nell'enclave Cattarieba, Mortoso, Man, Minore, Pessino, eccetera, eccetera. Poi attivista sardo fermato in Egitto e poi rilasciato. Andrea Usala, 25 anni, ha deciso di restare al Cairo per partecipare alla marcia pacifista verso Rafah, cioè che mi pare di conoscere, ma non ne sono sicuro, che è attivista del pro-Palestina, che è andato in Egitto che questa marcia possa a favore appunto della Palestina. Aereo si schianta sulle case, 310 morti. È successo in India, purtroppo tragico bilancio, un solo sopravvissuto tra i passeggeri, dispersi 5 studenti di un college che anche è andato a finire questo aereo a Suppa di un college, un studentato, insomma, come si narra, e in quel battestino di studenti e non lo sapevano più, lo batta Kimbe disperso, ma figurati, il tecrenare disperso. Pronti i piani per invadere Groenlandia e Panama. La conferma del segretario della difesa Peter Hedges, che ne scrive veramente che le scolmacquino che questo Trump come che pure invadere la Groenlandia e Panama. Il Pentagono ha già pronti i piani per invadere la Groenlandia e Panama dopo mesi che Donald Trump minaccia di voler conquistare l'isola più grande del mondo e riprendersi il controllo del canale costruito dagli americani e ceduto alle autorità locali da Jimmy Carter. Non è chiaro quanto siano avanzate le operazioni, ma è un altro segnale che l'amministrazione del TICUM in queste settimane vuole mostrare i muscoli anche all'estero, dopo il pugno duro a Los Angeles, mentre la tensione si allarga anche ad altri stati e si teme un rischio di escalation sabato per la grande parata militare a Washington, dove sono previste manifestazioni contro il presidente. Bene, nato questo, Tancamus, ecco, basta una cosa però adesso messa in babumanno, chi devo narrare, chi mi è sfuggita e come la devo cliccare, un attimino, allora. Ecco qua, l'unisi Zeiki a San Nove Mesa, dessa missa in Babumannum. Ecco, non posisco narrare quale motivo, ma per informare va bene comunque il degai dessa missa in Babumannum. L'unisi quindi Zeiki a San Nove e Mesa. Bene, che in questo tancamo il ritenove de oie e non diamo l'appuntamento torna a casa. Comincia a riga. Bene, a mezzo il video e buona a tutti da Vizi TV. Adioso e mezzo da casa.